Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Crisi del mattone in Calabria, calano le costruzioni in provincia di Cosenza, occupati diminuiti dell'11%. Oliverio ai sindaci dello Ionio, parla della nuova 106, ma il CIPE rinvia la decisione sul secondo macrolotto al 28 febbraio. L'associazione Basta Vittime si augura che lo slittamento sia figlio di una formalità. Stanziati 1,5 milioni per le strade vibonesi, la provincia dispone un piano di interventi per la sistemazione delle arterie viarie. Le proposte della Confesercenti e i candidati calabresi al Parlamento, 10 punti per migliorare la situazione socio-economica. Favori al clan Iamonte, un infermiere in servizio nel carcere di Reggio Calabria arrestato per associazione mafiosa e danneggiamento. Secondo gli inquirenti era il tramite degli affiliati detenuti con l'esterno. 3 bunker sono stati scoperti dai carabinieri nel Reggino, 2 nascondigli individuati a Ciminà e 1 a Platì. Oggi lo sciopero nazionale degli infermieri, dalla Calabria partiti 3 pullman per Roma. Negli ospedali della regione non si registrano disagi, interventi regolari, nessun blocco delle sale operatorie. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e bentornati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo del settore delle costruzioni che sarebbe in crisi, meno occupazione e meno sviluppo. La denuncia è dell'Associazione Nazionale Costruttori. Nell'anno appena trascorso, pensate un po', la flessione registrata è stata del meno 3%. Vediamo. L'anno nero delle costruzioni, il 2017, con una perdita del settore, denunciano gli addetti ai lavori, del meno 3%, meno mutui, meno occupazione. Il mattone, che ha sempre creato lavoro e fatto girare l'economia in Calabria, è da tempo fermo. I dati della provincia di Cosenza sono davvero allarmanti. Occupati diminuiti dell'11,1% e permessi di costruire che hanno fatto segnare una contrazione del 75,9%. Se avesse potuto contare sul contributo dell'edilizia, afferma il presidente dell'ANCE, Giovan Battista Perciaccante, il PIL sarebbe potuto crescere almeno di un ulteriore 0,5% l'anno, riuscendo ad agganciare così i livelli europei. I costruttori calabresi chiedono a gran voce di contrastare l'inefficienza della pubblica amministrazione, rivedere a fondo il codice degli appalti e spingere sulla rigenerazione urbana con strumenti fiscali e normativi adeguati. Il comparto, si sottolinea, negli ultimi 10 anni ha riportato una perdita di 60 miliardi di investimenti in infrastrutture. Il fattore tempo resta fondamentale, conclude il Presidente. Ci sono tante opere cantierabili che potrebbero dare respiro e slancio a tutta l'economia. Infine, il passaggio di speranza: tornare a crescere è possibile. E sempre a proposito di infrastrutture, slitta al prossimo 28 febbraio la seduta del CIPE per l'approvazione del secondo tratto del terzo macrolotto per l'ammodernamento della statale 106 Ionica. Oliverio dice: nessun problema, soltanto un rinvio, ma l'associazione Basta Vittime sulla 106 si augura che lo slittamento sia figlio soltanto di una formalità. I nostri servizi, vediamo. La Calabria si fa strada, nuova SS 106 Sibari-Roseto. È stato questo il tema dell'incontro in cui il presidente della regione, Mario Oliverio, ha presentato a Tre Bisacce il progetto della nuova strada statale 106. È una giornata importante, storica certamente per l'Alto Ionio e per l'intera Calabria, perché questa è un'infrastruttura strategica per la nostra regione. Assieme all'Autostrada del Sole, questa costituisce la dorsale ionica che si collega anche all'Autostrada del Sole, ma che dovrà proseguire verso sud. Non a caso noi abbiamo già programmato e il CIPE ha già approvato altri finanziamenti per la realizzazione del tratto tra Rossano, quindi da Sibari a scendere, e Crotone, e nel tratto della zona ionica e catanzarese. Cioè abbiamo già in programma investimenti già approvati dal CIPE con risorse disponibili. L'ANAS adesso procederà alla progettazione di questi tratti per poi
procedere agli appalti. L'inizio dei lavori per la seconda tratta del terzo megalotto della statale 106 Sibari-Roseto Capospulico è previsto già per la prossima primavera. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Oliverio, che ha anche comunicato che si sta concretamente lavorando per un altro obiettivo, la ferrovia ionica, oggetto di un grande investimento di circa 1 miliardo di euro. Solo una formalità o l'ennesimo rinvio beffa? L'interrogativo è d'obbligo in merito al rinvio della seduta del CIPE, che ha aggiornato al 28 febbraio prossimo, la seduta che prevede tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del secondo tratto del terzo megalotto da Trebisacce a Roseto Capospulico. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha cancellato l'appuntamento previsto per ieri, procrastinandolo di 7 giorni, per motivi non riferibili al terzo megalotto, dicono dalla Regione, rassicurando i sindaci e i cittadini della fascia ionica. L'associazione Basta Vittime sulla statale 106 ha preteso spiegazioni. Abbiamo contattato il CIPE e ci è stato riferito che le ragioni sono di carattere istituzionale. In più, ieri sul sito internet del CIPE, ancora oggi per chiunque voglia può andare a vederlo, è stata pubblicata la nuova data del CIPE, quindi è il 28 di febbraio alle 10, sempre nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Chiaramente noi rispetto a questa data non ci sbilanciamo, perché ieri è successo l'inimmaginabile, non vogliamo illudere di nuovo i calabresi. Certo, una cosa è chiara, speriamo che il 28 si chiuda questa grandissima, straordinaria, storica possibilità per la Calabria, e per 2 ragioni di motivo. Il primo perché questo è un progetto che parte nel 2001 e che è stato portato avanti per 16 anni da una marea di gente che ha contribuito alla realizzazione di questo progetto. E il secondo perché adesso siamo davvero arrivati alla conclusione di questo iter burocratico pazzesco. C'è già il finanziamento, come ha confermato anche ieri sera il presidente Oliverio, a Trebisacce, solo che bisogna chiudere subito, prima del 4 marzo, perché chiudere prima del 4 marzo significa fra pochi mesi vedere i cantieri per un'opera importantissima. Andare oltre il 4 marzo significa esporre questo progetto ad un futuro governo che potrebbe fare qualsiasi cosa. Mentre si attendono le risorse per la statale 106, sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per le strade vibonesi. La provincia dispone un piano di interventi per la sistemazione delle arterie viali. Sentiamo. Tra i tanti problemi che attanagliano la provincia di Vibo Valentia, quello della condizione in cui versano le strade è certamente uno dei più difficili e che maggiormente irrita la popolazione. Anche per questo il presidente della provincia Andrea Aniglia ha voluto annunciare, appena avuto la conferma della disponibilità di denaro, il prossimo intervento lungo alcune tra le più tartassate strade provinciali. Infatti, ottenuto dalla Regione il decreto di disponibilità all'utilizzo delle economie disponibili, ha subito predisposto un piano di interventi di sistemazione, alcune dei quali possono partire praticamente da subito, potendo attingere ad un fondo di quasi 1.300.000 euro. Io ho già dato un altro indirizzo dove i tecnici possono già partire a redigere progetti, a proseguire poi con l'iter burocratico per intervenire nell'immediatezza, a togliere tutte le insidie che ci saranno. Si tratta di 10 interventi su strade provinciali con priorità verso quelle che maggiore scontento avevano creato tra la popolazione, al punto che alcuni comuni dell'area montana avevano paventato la possibilità di chiedere addirittura il cambio di provincia. Io gli dico ai sindaci che sono intervenuti, perché mi dispiace tantissimo per quello che si è verificato, anche perché la provincia non ha abbandonato quelle comunità, è stata in grosse difficoltà, oggi ha la possibilità di intervenire, da non dimenticare che il primo intervento sarà fatto a Brugnatur, che era già stato previsto l'intervento su quella strada. L'utilizzo di economie, l'arrivo di fondi possono riequilibrare la situazione della provincia?
Allora, dal punto di vista delle strade, l'utilizzo delle economie è più che sufficiente a poter di nuovo riorganizzare sufficientemente la via viaria, quindi riusciamo quantomeno a togliere tutte le insidie, a sistemare il deflusso delle acque e quant'altro. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario c'è ancora da lavorare, non è vero che la provincia ha ottenuto solo delle briciole, ma sono delle briciole che arrivano, certamente sono delle somme che sono state ripartite in base a un algoritmo. La cosa buona, tra le ultime cose che ha fatto il governo, è che finalmente si parla di province in dissesto e di predissesto. Speriamo che in futuro, nei prossimi interventi che farà il governo sulle province, noi rientriamo anche a far parte, che le posso dire, rinegoziazione dei mutui, l'aspetto del pagamento della quota capitale non degli interessi o degli interessi non della quota capitale, oppure trasferire la quota capitale ad esercizi futuri, che ci possa garantire quantomeno di poter respirare al meglio. Cambiamo argomento, parliamo delle prossime politiche, perché la Confesercenti lancia 10 proposte ai candidati impegnati nella campagna elettorale 2018, idee e suggerimenti per affrontare i temi che più stanno a cuore degli assistiti delle associazioni imprenditoriali, lavoro, fisco e pensioni, alla base della proposta che la politica dovrà tenere in considerazione. Gianluca Pasqua, sentiamo. 10 proposte, non la panacea, ma idee e suggerimenti da parte di chi ascolta quotidianamente le esigenze di una platea molto vasta di italiani e calabresi, che più di tutti hanno avvertito e avvertono gli effetti della crisi. I candidati alle elezioni politiche 2018, che hanno accolto l'invito di Confesercenti, ascoltano l'intervento del presidente Vincenzo Farina, che ha aperto il focus confronto. Fisco, credito e pensioni, gli argomenti cardine del decalogo dell'associazione imprenditoriale. I 10 punti passano per problemi legati al mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di prevedere forme di contrattazione di secondo livello, perché per la nostra terra diventano essenziali. Abbiamo bisogno di facilitare l'accesso al credito e consentire al sistema dei confidi di essere, come dire, strumento al servizio del sistema delle piccole imprese, anche riportando in capo al sistema delle Camere di Commercio la possibilità di sostenere il sistema dei confidi. Abbiamo bisogno di consentire, attraverso un sistema di giustizia, come dire, preciso, che si smobilizzi il mercato degli immobili commerciali. Abbiamo bisogno di consentire a tutti di avere un fisco, come dire, complessivamente più giusto. Noi paghiamo 20 punti di scarto rispetto alla media europea. C'è anche un tema che esula dal vademecum, ma non per questo è ritenuto meno importante. Il rating di legalità, dice il presidente di Confesercenti, non può essere un affare per pochi. Il rating di legalità inizia sempre più a diventare un momento per facilitare l'accesso al credito, per avere delle riserve su forme di servizio di sistema, e quindi il mondo delle piccole imprese, delle microimprese, è escluso da questi sistemi. Gli esponenti politici impegnati nella campagna elettorale ascoltano. Le proposte potrebbero combaciare con i programmi o essere spunto di discussione. Di sicuro bisognerà tenerle in considerazione. E a proposito dell'agenda politica, il volo Milano-Linate-Lamezia, che avrebbe dovuto atterrare nel pomeriggio all'aeroporto calabrese, è stato deviato su quello di Brindisi a causa del maltempo che sta imperversando in queste ore nel nostro territorio. A bordo c'era anche Pierluigi Bersani, che avrebbe dovuto partecipare ad una manifestazione elettorale a Cosenza, che è saltata. Lo scalo di Lamezia comunque resta aperto, il cambio di rotta dell'aereo è stato deciso per il violentissimo temporale che si è abbattuto sulla zona proprio in coincidenza con l'orario previsto di arrivo. L'ondata di maltempo sta provocando notevoli disagi non solo nella zona di Lamezia, in particolare anche nei comuni di Falerna e Gizzeria, con l'allagamento di numerosi sottopassi e di abitazioni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro stanno intervenendo con tutto il personale a disposizione per far fronte alle numerose chiamate, soccorsi anche alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto. Parliamo adesso di cronaca, perché favori al clan Iamonte, un infermiere in servizio nel carcere di Reggio Calabria, è stato arrestato per associazione mafiosa e danneggiamento. Secondo gli inquirenti era il tramite degli affiliati detenuti con l'esterno. Sentiamo.
Sarebbe stato un tramite della Cosca Iamonte di Melito Portosalvo, in particolare avrebbe consentito ad alcuni detenuti della casa circondariale Panzera di Reggio Calabria, dove lavora come infermiere, a tenere contatti con il mondo esterno. Per questo è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che su Pasquale Manganaro, 51 anni, queste le sue generalità, da tempo avevano posato la loro attenzione. Ad indagare su Manganaro, indicato come organico alla Cosca Iamonte, i carabinieri avevano cominciato tra febbraio e novembre 2015, quando alcuni suoi comportamenti avevano insospettito e non poco. Da qui sarebbe stata riscontrata, scrivono gli investigatori, una instancabile e selettiva opera di raccordo. Manganaro, secondo l'accusa, non è stato solo portatore di messaggi e ambasciate, ma eludendo le prescrizioni carcerarie avrebbe anche fatto arrivare ai detenuti oggetti personali. In particolare, a godere della compiacenza dell'infermiere, affermano gli investigatori, era Remigio Iamonte. Ma Manganaro non sarebbe stato solo un messo della Cosca. Nel 2012 l'inchiesta ADA della DDA di Reggio Calabria avrebbe evidenziato la sua capacità di indurre l'allora sindaco di Melito Portosalvo, Gesualdo Costantino, ad impegnarsi per far assumere la moglie in una cooperativa. La DDA contestualizzò la vicenda in uno dei classici casi di voto di scambio. Non solo, sarebbe stato Manganaro l'autore di un incendio doloso nel quale andò distrutta un'imbarcazione. L'uomo avrebbe commesso il reato in seguito ad un ordine ricevuto dai suoi capi e non per un diretto dissidio con il proprietario della barca. Restiamo nel Reggino perché sono stati scoperti dai carabinieri 3 bunker, 2 sono stati individuati a Ciminà ed 1 a Platì. Vediamo. Tirando un filo elettrico da questa presa si accede ad uno dei bunker utilizzati ai latitanti individuati dai carabinieri del Reggino. Qui siamo a Ciminà, teatro negli anni a cavallo tra gli 80 e i 90 di una sanguinosa faida. 2 i nascondigli scoperti dai militari di Sant'Ilario dello Ionio e dello squadrone cacciatori erano collegati tramite questo stretto cunicolo ad una casa situata nel centro del paese. I rifugi erano ben mimetizzati e venivano azionati con sistemi elettromeccanici. 3 in totali nascondigli scoperti dai carabinieri nell'ambito dei servizi di contrasto alla criminalità organizzata disposti dal gruppo di Locli. A Platì i militari hanno trovato nella cantina a piano terra dell'abitazione di un 60enne durante una perquisizione domiciliare un bunker largo 3 metri e lungo altrettanto. L'accesso era occultato da un blocco di cemento scorrevole su binari in ferro che veniva azionato manualmente dall'interno. Questo dunque il risultato delle attività svolte negli ultimi giorni dai carabinieri della Locri e dai militari dello squadrone cacciatori che hanno passato al setaccio centri abitati e campagne con perquisizioni e rastrellamenti nelle zone impervie aspromontane. I carabinieri hanno controllato anfratti e casolari, un'azione di controllo del territorio che si è avvalsa anche del supporto di elicotteri e unità cinofile, utilizzati inoltre sofisticati apparati di localizzazione satellitare estremamente utili per la ricerca di cose o persone in ambienti ostili. Cambiamo ancora argomento. Oggi lo sciopero nazionale degli infermieri. Dalla Calabria sono partiti 3 pullman per Roma. Negli ospedali della regione però non ci sono registrati disagi, interventi regolari, nessun blocco delle sale operatorie. Rosalba Baldino, sentiamo. Non si sono registrati disagi negli ospedali calabresi a causa dello sciopero nazionale degli infermieri. Dalla nostra regione 3 i pullman partiti alla volta della capitale per partecipare alla manifestazione promossa dai sindacati autonomi Nursing Up e Nursind. La proposta per dire no a un contratto di lavoro del comparto sanità definito in perdita e peggiorativo rispetto al precedente sia sul piano economico sia dei diritti. L'adesione allo sciopero in Italia è stata dell'80%, secondo i dati resi noti dal sindacato. Di conseguenza in moltissimi ospedali si è dovuto fare i conti con il blocco delle sale operatorie, 65.000 le procedure assistenziali saltate e gli interventi chirurgici sospesi ad esclusione delle urgenze. In Calabria, nelle corsie dei nosocomi in controtendenza con il dato nazionale, tutto si è svolto regolarmente. E torniamo adesso sulla vicenda delle vacche sacre nel Reggino, perché è scattata l'operazione per la cattura dei bovini vaganti. Vediamo.
Battesimo per la task force voluta dal prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, per snidare e catturare le famigerate vacche sacre. L'ora è scattata nella tarda mattinata e ha interessato le strade di collegamento tra Cittanova e Taurianova, Terranova Sapo Minulio e Molochio. La task force, che avrà il compito di catturare o anche abbattere i bovini vaganti, è composta da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali, della Guardia di Finanza, della Polizia Metropolitana. I Carabinieri, secondo le poche informazioni trapelate, avrebbero bloccato un tratto di strada mentre il restante gruppo interforze è stato impegnato per lunghe ore in una estenuante battuta di caccia. Prima però hanno bonificato l'area di riferimento facendo allontanare passanti e agricoltori che si trovavano nella zona interessata. Le prime operazioni di ricerca sono state coordinate dal commissario di polizia di Cittanova. Gli obiettivi dell'unità interforze saranno quelli di individuare i bovini, sedarli e trasportarli in sicurezza in apposite stalle ricovero. Non si hanno però notizie sulla battuta di caccia che è avvenuta ieri mattina o degli animali che sono stati catturati. Ma ieri, mentre era partita l'operazione contro i bovini vaganti, quasi a certificare il pericolo di questi animali per gli automobilisti, c'è stato l'ennesimo grave incidente, questa volta lungo la strada che collega Rizziconi a Cittanova. Un toro di enormi dimensioni ha travolto un Opel Corsa sulla quale viaggiava una donna. Secondo una prima ricostruzione effettuata anche grazie al racconto della signora, pare che il toro si trovasse a bordo strada e avrebbe caricato la macchina in movimento. L'automobile della donna è stata quasi completamente distrutta nell'impatto frontale con il bovino e la signora avrebbe riportato lievi contusioni. La conducente subito dopo è stata soccorsa dai sanitari del 118, rimanendo per diverse ore sotto shock, mentre l'animale successivamente è stato abbattuto. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Beni per oltre 1.700.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rossano a un imprenditore di 59 anni operante nel settore del commercio. L'uomo, risultato evasore totale, è stato denunciato per bancarotta fraudolenta e occultamento di ricavi. Le indagini dei finanzieri avviate dal 2015 hanno messo in evidenza che dal 2010 l'imprenditore aveva tenuto le scritture contabili in maniera irregolare. Con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato un 31enne a Cosenza. Nell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno trovato 350 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 650 euro in contanti e 44 bustine di plastica per il confezionamento della droga. Il 31enne è stato posto ai domiciliari. Scontro tra due auto questa mattina sulla strada statale 280 tra Catanzaro e Lamezia. Sul posto la polizia stradale e i sanitari del 118, tanta paura, ma per fortuna solo lievi ferite per i conducenti delle vetture. 2 fabbricati abusivi sono stati sequestrati dai carabinieri forestali a Isola Caporizzuto nel Crotonese, in un'area rurale in località Campolongo. I militari della stazione di Crotone hanno identificato la committente dei lavori, una 60enne di Isola. I sigilli sono stati apposti a 2 fabbricati e la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della città pitagorica per il reato di costruzione abusiva. Adesso parliamo del contrasto al caporalato, perché sono stati effettuati dei controlli a tappeto delle forze dell'ordine nella piana di Gioia Tauro. Vediamo. Non si ferma la lotta al caporalato nella piana di Gioia Tauro nel tentativo di sradicare questa piaga sociale e nell'ambito di una più ampia strategia elaborata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Tendopoli di San Ferdinando e più in generale nella piana e nel comprensorio di Bovalino sono state effettuate mirate attività di monitoraggio e controllo finalizzate al contrasto a questo fenomeno. I servizi effettuati sono finalizzati ad accertare l'impiego di manodopera di lavoratori in nero da parte delle aziende agricole, hanno come obiettivo quello di controllare che non vi siano situazioni di illegalità e di sfruttamento dei lavoratori. Le azioni di monitoraggio di interforze hanno visto la sinergica collaborazione del personale della Polizia di Stato in servizio presso i commissariati di polizia di Gioia Tauro e di Bovalino, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro e della Polizia Provinciale. Massima è stata l'attenzione ai migranti extracomunitari che occupano la Tendopoli di San Ferdinando. In totale
capitale nella zona tirrenica sono state controllate 304 persone, sono state effettuate perquisizioni personali, 77 perquisizioni sul posto, mentre sono state elevate 37 sanzioni amministrative per un ammontare di 82.156 euro. A Candidoni, Taurianova e Polistena le aziende dove sono state comminate pesanti sanzioni. Sempre nell'area dove insiste la Tendopoli è stata chiusa una macelleria clandestina e una rivendita alimentare abusiva. Nell'azione è intervenuto anche il personale dell'Enel che da un controllo capillare alla rete elettrica all'esterno della vecchia Tendopoli non ha riscontrato la presenza di allacci abusivi alla rete di pubblica illuminazione e di contatori. Le attività interforze tese a contrastare il fenomeno del caporalato, così come gli interventi nell'area della Tendopoli di San Ferdinando, saranno svolti con carattere sistematico nelle prossime settimane. Questa è la notizia che trapela dagli organi della prefettura di Reggio Calabria. Adesso ci spostiamo a Castrovillari, dove Gianni Maddaloni, famoso maestro di judo, fondatore della storica palestra Judo Star di Scampia, è stato ospite della casa circondariale. La manifestazione riservata ai soli detenuti rientra nel progetto Sport e Legalità che i Lions Club di Castrovillari hanno avviato con l'istituto penitenziario. Vediamo. I valori dello sport attraverso un grande maestro, Gianni Maddaloni, detto Omaè, che da sempre, attraverso la sua palestra, contrasta il reclutamento dei giovani nelle fila della criminalità organizzata di Scampia, il cuore verace della Napoli periferica, ospite a Castrovillari della casa circondariale per un incontro con i detenuti. Io vengo dai rioni popolari, sono stato un uomo fortunato, ho avuto un posto di lavoro a 18 anni. Credo che venendo qui mi sembrava di venire a trovare un fratello, un amico perso. Io sono stato fortunato al confronto delle persone che stanno qua dentro, perché o non hanno avuto una famiglia o l'amico sbagliato. E credo che le opportunità hanno fatto la differenza tra me e loro. Io potevo stare qui. La presenza del maestro Maddaloni rientra in un progetto che vede i Lions Club di Castrovillari e l'istituto penitenziario firmatari di un protocollo d'intesa che vedrà diverse attività all'interno della struttura e tra queste il Cineforum in collaborazione con l'associazione Cinepresi. I detenuti, dopo aver assistito alla proiezione del film L'oro di Scampia, il film che attraversa la storia della famiglia Maddaloni, una storia di sacrifici e di successi che ha portato i figli Pino, Marco e Laura a diventare campioni indiscussi, hanno incontrato il protagonista di questa storia. È stato scelto di proposito questo film, così come la volta scorsa è stato scelto Tatanka, proprio per dare questo messaggio ai detenuti che l'osservanza delle regole, siano regole sportive, siano regole scolastiche, regole religiose, aiuta a vincere, aiuta a vivere insieme agli altri. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. L'Europa sta preparandosi a ricevere un'ondata di gelo davvero poderosa. Il flusso freddo di origine artico-continentale è in avvicinamento, mentre sul Mediterraneo resistono ancora gli strascichi instabili derivanti dalla circolazione depressionaria attiva sin dall'inizio di questa settimana. Andiamo a dare uno sguardo alle previsioni in dettaglio per le prossime 48 ore. Sabato avremo spiccata variabilità sul versante tirrenico, sul Cosentino in genere, nonché sul Marchesato Crotonese, Serre Vibonesi e Aspromonte. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. La quota neve, ove presenti precipitazioni, si attesterà intorno ai 1300 metri circa. Temperature in parziale ribasso. Diamo ora uno sguardo al comportamento dei mari e dei venti. Sabato sul Tirreno avremo venti deboli da ponente con mari generalmente mossi. Sullo Ionio avremo ventilazione da sud-ovest con mari anche qui generalmente mossi, ma con moto ondoso in attenuazione. Prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.metoincalabria.it, nonché la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/metoincalabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.